Quando hanno visto quelle persone con il cappello di lana calato sulle orecchie, con gli occhiali da sole e l'abbigliamento pesante nonostante le temperature, i poliziotti si sono insospettiti. Uno dei 3 presunti ladri fermati, tra l'altro, era affidato in prova ai servizi sociali per una tentata rapina a 2 rappresentanti orafi di Castelfranco Veneto. Gli uomini della squadra mobile, dopo aver tenuto d'occhio i 3 sospettati per alcuni giorni, li hanno fermati. Secondo le forze dell'ordine avevano appena messo a segno un colpo in una villetta all'Arcella e così sono finiti in manette un 69enne e un 64enne di Cadoneghe, già noti alle forze dell'ordine, e una 53enne incensurata. I colleghi hanno visto delle loro vecchie conoscenze, uno addirittura attualmente in servizio, affidato in prova ai servizi sociali, già arrestati da loro in una zona che non era quella della loro abitazione, vestiti eccessivamente per la stagione, quindi col chiaro intento di non farsi riconoscere. Dopo aver tagliato la rete di recinzione in uno dei loro sopralluoghi, fatti anche in bicicletta, sono entrati in azione. 2 attendevano in auto per avvisare di eventuali movimenti sospetti. Il terzo, approfittando del fatto che al mattino presto i proprietari erano già al lavoro, si è introdotto in casa, uscendo un'ora dopo con il bottino fatto soprattutto di gioielli. A quel punto i poliziotti che li attendevano li hanno bloccati. Alcuni vicini poi hanno messo a disposizione la loro abitazione per gli appostamenti degli agenti, rivelatisi fondamentali. Quando abbiamo chiesto la disponibilità degli abitanti della zona di farci entrare nelle loro pertinenze per poter osservare quello che stava succedendo, c'è stata disponibilità totale e assoluta. Io li ringrazio anche per questo. Ora i 2 uomini sono in carcere con l'accusa di furto aggravato in concorso. La donna si trova invece agli arresti domiciliari a Cadoneghe.